Oggi si celebra Sant'Apollinaire. Il nome Apollinaire viene dal latino e significa sacro ad Apollo. Il 20 luglio si festeggia la giornata mondiale della Luna, in ricordo di quel 20 luglio del 1969, giorno in cui Neil Armstrong fu il primo uomo a mettere il proprio piede sulla superficie lunare. La ricorrenza è stata istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per riflettere sulla storia, l'esplorazione umana e le infinite possibilità che l'universo attorno a noi ci offre. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità. Sono le 22:17 del 20 luglio 1969, quando l'astronauta americano Neil Armstrong poggia il piede sul suolo della Luna. Dopo di lui il collega Buzz Aldrin. Entrambi sono arrivati a bordo dell'Apollo 11, un pezzo di storia che ancora oggi qualcuno contesta, sostenendo si sia trattato di una colossale messa in scena. Sapete cos'è l'Hyperloop? È il nome di un treno sperimentale progettato per viaggiare più veloce di un aereo. Questo sarebbe possibile perché nel progetto il treno viaggia in una galleria in cui è stato creato un vuoto parziale, quindi è possibile raggiungere pressioni bassissime. Il minore attrito permette infatti di arrivare a velocità più elevate. Progetto ideato nel 2013 da Elon Musk, potrebbe presto diventare realtà grazie a Bebop Gresta, fondatore di Hyperloop Italia, ed essere costruito in Veneto. Buona domenica ai 12. Oggi la domenica si apre con una luna uscente dal Toro, una luna che lascerà tutta la giornata lo spazio per essere sereni, ma che poi in serata, congiungendosi a Urano e passando in Gemelli, chiederà a tutti di accelerare un po' perché domani è lunedì, si trotta. Ariete, per voi oggi è una giornata di riposo, lasciatemi un po' andare e comunque deliziatevi anche degli amici e della compagnia familiare senza troppo impegno, sonnecchiando e riposando un po', anche perché da domani inizia una settimana decisamente molto impegnativa. Toro, proprio la luna oggi vi restituisce le ultime carezze e le ultime mollezze prima di darvi la consapevolezza che da domani il tempo accelererà notevolmente. In famiglia ci saranno delle novità importanti. Gemelli, la luna si congiungerà a Urano verso sera nei vostri gradi, per cui sarete consapevoli che dovrete di molto accelerare il tempo, magari tornerete da un viaggio, magari partirete. Tutto comunque nell'economia della vostra vita avrà un senso accelerativo, soprattutto in amore, dove comunque avete preso delle decisioni molto importanti in accordo con il partner. Cancro, oggi la vostra giornata è caratterizzata più che altro dall'opposizione Sole-Plutone, un qualcosa che comunque ha cambiato totalmente le carte in tavola. Passerete la giornata a vivere in famiglia un dibattito su quello che potrebbe essere la decisione migliore da prendere e per ovviare a tutta una serie di cambiamenti che si stanno apprestando nelle vostre vite. Leone, Mercurio continua ancora ad avere a che fare con una luna che finalmente in serata la smette di pungolarlo. Probabilmente oggi sarà l'ultima domenica in cui dovrete sopportare qualcosa che non vi va di sopportare e poi programmare dei weekend molto più leggeri. Vergine, la vostra giornata è molto interessante proprio perché seppure Venere ancora stimola Marte in maniera negativa, ci penserà la Luna con tutta la sua smania di protezione a esentarvi da tutta una serie di attacchi su cui soprassederete con grande disinvoltura. Sopporterete in famiglia e nell'amore alcune dinamiche con molta salomonicità. Bilancia, la giornata di oggi è caratterizzata da un forte senso del riposo, considerando che finalmente con l'aiuto
finalmente col conforto di qualcuno o anche del partner avete finalmente preso delle decisioni, siete consapevoli che da domani scenderete in campo con le idee molto ma molto più chiare. Scorpione, la luna in serata finirà di tediarvi in opposizione, eppure rimarranno Marte e il Sole e Giove a essere solidali nei vostri confronti, quindi fate passare questa noiosa domenica, riposatevi e poi da domani tornerete a splendere. Sagittario, giornata oggi che vede in serata un po' di nervosismo, quindi sarete vaghi tutta la giornata, ma qualcosa potrebbe farvi saltare i nervi, quindi evitate lo scontro diretto e concludete bene la giornata. C'è domani per discutere di qualcosa. Capricorno, la luna oggi è uscente dal Toro, quindi smetterà pian piano il suo effetto benefico di trigono e quindi nel relax in cui vi siete cullati con amici o magari in un bel posto dovrete tornare un po' alla realtà, consapevoli del fatto che però non vedete l'ora di applicare le cose che avete in mente di fare. Acquario, giornata oggi che vede piano piano la luna uranizzarsi, per cui una luna tornare piano piano compatibile ai vostri dettami, che vi riservano dei piccoli piacevolissimi imprevisti a cui farete fronte in maniera molto immediata e subitanea, quasi con furbesca capacità di adattamento. Pesci, giornata oggi molto importante proprio perché siete consapevoli del fatto che questa è una domenica di relax, come poche ve ne saranno concesse per quest'estate in cui dovrete dedicarvi moltissimo alla famiglia, anche se Giove non ve lo farà pesare affatto, anzi ne trarrà beneficio. Da domani comunque si cambia musica al lavoro, per chi torna al lavoro o va in ferie avrete comunque la consapevolezza che c'è qualcosa di diverso che vi agevolerà nel tempo. Nella multisala di Aurora in Colorado il 20 luglio del 2015 veniva proiettato la prima dell'ultimo film di Batman, quando il 24enne James Holmes ha fatto irruzione armato di pistola e fumogeni. È stata un'autentica strage, l'ennesima in territorio statunitense, con 12 morti e più di 50 feriti. Immaginate di avere tutto pronto e preparato, che sia un viaggio, una serata fuori o perfino un outfit. Ma manca qualcosa, sì, proprio quella ciliegina sulla torta. È quel piccolo dettaglio che completa il tutto in grande stile. Tuttavia gli anglosassoni non mettono una ciliegina sulla torta, ma piuttosto una glassa. Quindi tradotto si dice the icing on the cake. Oggi vi racconto la storia di Alessandro Magno, uno dei più grandi conquistatori di tutti i tempi. Si diceva che chiunque fosse riuscito a sciogliere il nodo di Gordio sarebbe diventato il re d'Asia e Alessandro fece proprio questo. A soli 20 anni decise di sfidare l'impero persiano di Dario, la superpotenza del suo tempo. Dopo aver preso il trono al posto di suo padre Filippo, Alessandro eliminò tutti i suoi rivali. Ovunque andava veniva acclamato come un eroe, persino in Egitto, dove fu incoronato faraone. Alessandro, che aveva studiato con Aristotele, era un leader generoso, voleva unire vincitori e vinti, creando una sola nazione, e organizzò matrimoni tra persone di culture diverse per favorire questa fusione. Ma dobbiamo anche essere consapevoli del suo lato oscuro. Alessandro poteva essere feroce e violento, dimostrando una furia omicida in alcuni momenti. Ci salutiamo con la frase del giorno. E come diceva Carlos Santana, la musica è come il sapone, ti purifica dai pensieri superflui. Quindi purificatevi dai pensieri superflui e pensate alla bella giornata che avete davanti. Vi aspettiamo domani con una nuova imperdibile puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.